Un approccio contraddittorio consente anche la soppressione della vita umana nel grembo materno, in nome della salvaguardia di altri diritti. Ma come può essere terapeutico, civile o semplicemente umano un atto che sopprime la vita innocente e inerme nel suo sbocciare? Io vi domando, è giusto fare fuori una vita umana per risolvere un problema? Cosa pensate voi? È giusto? È giusto o no? È giusto affittare un sicario per risolvere un problema? Non si può, non è giusto fare fuori un essere umano, benché piccolo, per risolvere un problema. È come affittare un sicario per risolvere un problema. Da dove viene tutto ciò? La violenza e il rifiuto della vita nascono in fondo da dove? Dalla paura. L'accoglienza dell'altro, infatti, è una sfida all'individualismo. Pensiamo ad esempio a quando si scopre che una vita nascente è portatrice di disabilità, anche grave. I genitori in questi casi drammatici hanno bisogno di vera vicinanza, di vera solidarietà per affrontare la realtà, superando le comprensibili paure. Invece spesso ricevono frettolosi consigli di interrompere la gravidanza, cioè un modo di dire, interrompere la gravidanza significa fare fuori uno direttamente.